Salve a tutti, Alessandro Pesaro, Università di Lincoln. È un piacere essere qui, dopo l'invito dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, a parlarvi di un argomento piuttosto particolare. Come la storia della resistenza in Friuli e nelle regioni limitrofe si sia intersecata con la grande storia della guerra di bombardamento sul teatro europeo dal 1939 al 1945. Questa storia, come molti di voi sanno, è profondamente controversa. È controversa dal lato inglese e in generale alleato, perché l'idea di un bombardamento indiscriminato su obiettivi civili non riesce a inserirsi facilmente nella grande narrativa della nozione culturalmente accettata di una guerra giusta condotta con mezzi leciti. Dalla prospettiva opposta, l'idea dei liberatori è stridente con l'idea dei bombardatori, e questo ha provocato delle afasie culturali, dei silenzi, delle distorsioni che sono state particolarmente forti nel nostro paese, dove l'idea di una morte che scende dal cielo è radicalmente incompatibile con l'idea di essere liberati, seppur da un regime oppressivo. Per superare questa dualità è stato lanciato l'International Bomber Command Center a Lincoln, in Inghilterra. Si tratta di un moderno museo narrativo, centro studi ed archivio che intende presentare la guerra di bombardamento nella sua complessità culturale, cercando un po' di scardinare quella che è la versione culturalmente accettata, specialmente in Inghilterra, che vede una polarizzazione molto netta tra eroi e vittime. Ora, per fare questo, abbiamo deciso di raccontare tutta la complessità culturale di questa vicenda storica. Quindi non limitarci alle vicende degli equipaggi, di chi ha volato sugli aerei del Bomber Command della RAF, ma di allargare il discorso, ad esempio al personale di terra, ai civili e soprattutto a quanti si sono trovati sotto le bombe sullo scacchiere europeo. Prospettiva che dal punto di vista inglese non è particolarmente battuta e frequentata, e anzi è stato una sorta di elemento di rottura. Ora, per fare questo c'è un'intera sezione del museo, la vedete in questo momento, dedicata alle esperienze dei civili. Ora vedete un po' l'allestimento. Si tratta di un allestimento molto moderno, pochi oggetti, parecchio materiale multimediale, e questo è l'angolo dove viene interpretato il problema della resistenza. Resistenza che ha avuto un aspetto fondamentale, poiché molti equipaggi di bombardieri abbattuti sull'Europa occupata in realtà sono riusciti a ritornare in patria e a contribuire di nuovo allo sforzo bellico, aiutati da movimenti della resistenza, soprattutto in Belgio e in Francia. Ora, se aguzzate un po' la vista, scoprirete qualcosa di particolarmente interessante. C'è un pezzettino di Friuli trapiantato in Inghilterra. Si tratta di uno dei disegni di Angiolino Filipputi che noi abbiamo avuto in licenza e usati per l'allestimento museale del centro. Si tratta praticamente di un episodio immediatamente successivo all'8 settembre, quando militari alleati evasi da campi di prigionia vengono aiutati dalla popolazione locale. E questo è il disegno che noi abbiamo scelto per interpretare il contributo della resistenza all'International Bomber Command Center. I motivi sono diversi. Si tratta poi di una tempera molto fresca, molto vivace e soprattutto senza tono retorico, che sarebbe stato inappropriato visto il contesto. L'aspetto interessante è che abbiamo avuto in licenza una quantità rilevante di tempere, una buona fetta di tutte le opere d'arte prodotte da Angiolino, e queste sono state digitalizzate e pubblicate online nell'archivio del centro.
Sotto, nella descrizione di questo video, troverete tutti i link. La vedete adesso scorrere. Ho scelto alcuni esempi significativi della nostra collezione online. E abbiamo anche ricevuto dei commenti di visitatori. Ne vedete adesso uno che scorre in sovraimpressione, dove la scelta di includere questo materiale nell'archivio è stata particolarmente apprezzata. Vi parlavo di questo archivio multimediale, del quale io mi occupo direttamente. All'interno di questo archivio ci sono altre fonti sulla resistenza in Friuli che sono capitate lì in maniera abbastanza casuale. Semplicemente si tratta di carte private che sono state conservate come souvenir, sostanzialmente, conservati gelosamente come memorie familiari. Si tratta delle classiche carte che per una settantina d'anni sono state nel proverbiale cassetto e poi ci sono state portate per essere digitalizzate e pubblicate online. Vedete ad esempio qui il diario di volo o logbook di un aviatore del Bomber Command. Fortunatamente costui ha incollato una fotografia con i suoi commilitori e quindi possiamo sapere che aspetto aveva questa persona. Siamo nell'ultima fase della seconda guerra mondiale, l'inverno del 44, primavera del 45, e ci sono annotazioni su missioni. Sono per lo più missioni di bombardamento. Il colore rosso indica le missioni notturne, il colore nero quelle diurne. Voltiamo pagina e c'è una nota particolarmente interessante, ve l'ho evidenziata, ed è un lancio di materiali per la resistenza sul vallone di Chiapovano. Non abbiamo documentazione fotografica di questo particolare lancio, ma siamo stati fortunati ad acquisire documentazione simile proveniente da fonti diverse. Vi faccio vedere questa foto. Il contesto geografico è leggermente diverso. Siamo nei Balcani. Quello che vedete è Tuzla. E se guardate con attenzione, vi ho evidenziato qui la parte interessante, vedete due paracadute che si stanno aprendo e all'estrema sinistra del fotogramma vedete il contenitore con i rifornimenti che sta scendendo al suolo. Vi ho poi evidenziato quest'altro particolare dove si vede un contenitore lanciato in precedenza che sta scendendo verso il suolo e è una documentazione fotografica non comunissima, ma dà veramente l'idea di quello che doveva essere un aviolancio a beneficio per la resistenza. E quindi possiamo immaginare che il lancio su Chiapovano si sia poi svolto grosso modo in questo modo qui. Siamo stati fortunati ad intervistare un altro aviatore del Bomber Command e un interessante passaggio della sua intervista racconta di una missione sul Carso immediatamente nei dintorni di Trieste. Lui fa riferimento ad una croce, si tratta probabilmente di un segnale di mira, dei fuochi accesi per individuare il punto di sgancio. E c'è un altro passaggio interessante della medesima intervista, è quello di un lancio di rifornimenti, sempre a beneficio di forze partigiane, però questa volta nella zona di Sarajevo. L'aspetto interessante qui è un aspetto di tipo linguistico, perché la persona usa un'espressione particolare. In inglese dice bandit. C'è una piccola osservazione: i Balcani hanno sempre avuto una posizione molto curiosa nell'immaginario degli intellettuali inglesi. Da un lato sono una sorta di luogo primigenio, incorrotto, non toccato dalla civiltà, autentico. All'opposto sono lo spazio del disordine, del caos, di ciò che è incomprensibile e non può essere ridotto all'ordine. Probabilmente in questa annotazione c'è un riflesso di tutto questo.
Ora, per concludere, noi abbiamo avuto dei commenti da parte dei visitatori e ce n'è uno particolarmente bello che vorrei condividere con voi. Lo vedete adesso sullo schermo. Questo visitatore è un feedback lasciato su TripAdvisor e questo dice una cosa particolarmente interessante. Dice: io mi ero approcciato al problema dei bombardamenti da una prospettiva molto specifica, di chi ha servito nella Royal Air Force e quindi ha assorbito un certo modello culturale. Questo museo, il vostro centro, l'ha cambiata, cioè mi ha mostrato la complessità di tutto questo. Ora non sono capace di dimostrarlo, ma mi piace immaginare che in questa grande operazione culturale ci sia un pezzo d'Italia, ci sia un pezzo di Friuli e ci sia un pezzo della Resistenza. Grazie per la vostra attenzione.